La nostra è un'azienda agricola che risale, diciamo, ai tempi del nonno. Il nonno faceva l'allevatore, poi il papà ha iniziato con la sericoltura per tanti anni e quindi anche noi abbiamo proseguito le sue orme. Prima, diciamo, eravamo produttori di ortaggi, in una seconda fase siamo diventati floricoltori e ora da qualche anno mi sono affacciato anche ai piccoli frutti. Sia perché il mercato degli ortaggi lo trovo poco soddisfacente, ma anche per fare esperienza, diciamo, in nuovi settori che a mio parere sono in fase di sviluppo e di crescita. Il mercato è in continua evoluzione e quindi penso che lo dobbiamo seguire. È appassionante come tipo di coltivazione, poi anche molto rilassante perché, diciamo, tutta la fase della coltivazione, diciamo, è bella sia da gestire ma anche a livello impegnativo non richiede tanto. La fase un po' più delicata è la raccolta, soprattutto per la gestione delle risorse umane. È un tipo di coltivazione abbastanza bello e facile da gestire. Non comporta grosse difficoltà tecniche per la coltivazione. È un lavoro però, secondo me, ecco, dove la precisione, la pulizia e l'ordine fanno la differenza. La coltivazione non ci sono grossi segreti. Se ci sta alla base una pianta in perfette condizioni già dal trapianto, il ciclo scorre velocemente. Ci sono delle piccole accortezze agronomiche che ognuno di noi coltivatori cerca di mettere a punto per far dare il massimo a quello che è il ciclo produttivo. Però ecco, come diceva mio nonno, da un antico proverbio, il sole la mattina spunta per tutti. Non esistono segreti, perché se la pianta sta bene si avrà sicuramente un ottimo raccolto, poi magari il produttore col suo impegno potrà realizzare qualcosina in più a livello di resa finale, ma il tutto sta proprio nella salute e nella vigoria delle piante. La coltivazione qua in Sicilia è agevolata, ecco, perché siamo in una zona abbastanza mite, abbastanza ventilata. Coltivare nel periodo invernale è molto più semplice, presumo, che in zone più fredde, più particolari, quindi perché anche abbiamo un anticipo nella produzione. Però io noto, ecco, che anche, siccome, ecco, sono piante tra virgolette da sottobosco, anche un po' di freddo nella cultura fa del bene, anche se siamo in una zona abbastanza mite. La coltivazione è abbastanza semplice perché il clima non è molto avverso, quindi si coltiva semplicemente. Quello che permette di migliorare, secondo me, è soprattutto il sistema di fertirrigazione, che già fa quasi il 50%, se non oltre, di tutto il risultato finale. Ma oltre a quello poi anche dipende da chi lo gestisce, perché anche i turni di irrigazione che vanno monitorati in base alle giornate, in base al clima, fanno la differenza, perché certamente, io sempre dico, in una giornata nuvolosa, in una giornata umida, se si fa un turno di irrigazione in più o in meno, potrebbe comportare delle differenze sul ciclo produttivo finale molto rilevanti. E questo lo dico perché da 15 anni che coltivo in fuorisuolo, sono stato uno dei pionieri in zona con gli ortaggi e tuttora mi rendo conto che c'è ancora da imparare, perché alcune volte la gestione dei turni di fertirrigazione è tutto. Me ne accorgo, cioè, l'ho vissuto sulla mia pelle, certe volte basta, ecco, sbagliare o indovinare, tra virgolette, la gestione dell'irrigazione e il risultato finale cambia notevolmente. Ovviamente più precisi si è, più si sta attenti a tutte queste variabili, più si avrà una produzione ottimale. Inizia tutto la mattina mediamente alle 7 fino a mezzogiorno, l'una, poi ecco, dipende dagli impegni che uno ha, e poi il pomeriggio rientro in azienda verso le 15 e bene o male rimango fino a tarda sera, perché poi, ecco, finita la fase di gestione in serra con gli operai, magari un po' mi soffermo in ufficio per la parte burocratica.
periodo della raccolta è un po' più caotico perché ci sono molti più impegni, c'è anche da seguire il personale perché tutto venga fatto in ordine e con la massima attenzione, quindi la giornata è un po' più impegnativa. La mattina magari devo arrivare un po' prima per organizzare un po' tutti e ovviamente la sera si fa anche più tardi perché c'è da consegnare la merce, insomma ci sono da fare delle incombenze in più, però sono solo in tutto l'arco dell'anno un paio di mesi. Ciclo produttivo che inizia a dicembre, quando si inizia con la messa a dimora degli astoni. Di solito questa operazione la facciamo intorno al 10 dicembre e diciamo è un lavoro abbastanza semplice perché gli astoni vanno posizionati nel vaso, riempiti con la torba e questa è la prima fase. Dopodiché dopo un 15 giorni si inizia a preparare tutta l'intelaiatura per far appoggiare poi i rametti che vengono fuori. Quindi la fase invernale, dicembre e gennaio, trascorre abbastanza agevolmente perché la pianta comincia a germogliare e a crescere e non c'è un grosso impegno lavorativo. Da fine gennaio ai primi febbraio inizia la fase della fioritura. La pianta già si è ben sviluppata e quello è un periodo un po' più particolare nella gestione soprattutto del clima. Bisogna stare attenti con la ventilazione, con l'apertura delle serre perché ovviamente in quella fase la ventilazione è fondamentale per evitare problemi poi sul prodotto finale, sul frutto. Finita quella fase, nel giro poi di 30-40 giorni dalla fioritura si inizia con la produzione. La produzione mediamente inizia intorno a metà marzo, poi dipende dalle condizioni climatiche, può slittare di qualche settimana, ma entro fine marzo si inizia il ciclo di raccolta. Il ciclo di raccolta che di solito in media dura almeno 40 giorni, quindi fino a metà maggio c'è prodotto da raccogliere. Poi tutto dipende dalla generosità della pianta perché certe volte c'è anche frutto ben oltre quella data e se sono frutti di qualità conviene sempre continuare a raccogliere. La fase della raccolta è quella un po' più impegnativa perché c'è da raccogliere tutti i giorni, sia sabati che domeniche, festivi, certe volte anche si devono fare ore di straordinario, ma perché il frutto è un frutto che è molto delicato e quindi se va gestito correttamente e raccolto tutti i giorni, le soddisfazioni economiche e agronomiche sono al top. La raccolta non è niente di complesso, quando il frutto è maturo, è allo stadio preciso, basta premerlo un po' e già si tira velocemente. L'unica cosa che sempre raccomando ai ragazzi è di non si appoggiare, di non spezzare ramoscelli, perché già basta un ramoscello spezzato, si è persa una vaschetta di lampone. Dico, alla fine il risultato finale per tutti è la collaborazione. Quindi diciamo la raccolta è molto semplice. Ovviamente la gestione delle risorse umane è la cosa più complicata perché quando arriva personale nuovo che non ha mai fatto questo lavoro, magari nella prima settimana va seguito per capire un po' il colore, la tecnica di raccolta, però poi se uno ha buona volontà si apprende facilmente perché non è niente di complicato. Sì, diciamo già qua in fase di fioritura abbiamo fatto lancio di insetti utili sia per le tripidi che per il ragno e quindi finora la cultura è pulita, c'è una miglioria a 360 gradi sia sulla qualità del prodotto finale ma anche a livello di costi di gestione. Sant'Orsola io l'ho conosciuta tramite un amico che faceva piccoli frutti. 2 anni fa quando con gli ortaggi c'è stata qualche delusione dico voglio iniziare a cambiare. Quindi ho chiesto, dice, io mi trovo benissimo, ma da 2 anni, dice, se vuoi, dice, ti posso fare conoscere l'azienda, dice, e vedete se c'è stata apertura da parte dell'azienda e il primo anno ho iniziato con una piccola superficie, ho fatto solo 2000 metri quadri di lampone, anche se non è andata benissimo perché c'era l'inesperienza del primo anno, il prodotto si è raccolto però con qualche problemino, però ecco come ci insegnano le persone anche più esperienze, il risultato si valuta dopo 2-3 anni, non puoi fare una sintesi e quindi ho detto per me, dico, anche per una mia cosa personale, dico, voglio riprovare il secondo anno e vediamo che cosa succede. L'anno scorso è andata abbastanza bene, sono riuscito a fare 1,5 kg di frutta da stone, era un traguardo che nemmeno si ci ambiva perché mi dicevano 1,2 kg già dovreste essere soddisfatti. Io penso che se mi impegno possiamo andare anche oltre quella quantità. E poi da lì,
Quest'anno sono anche passato a Mirtillo, visto che ormai conosco l'azienda come lavora, ecco, mi trovo bene anche perché c'è il servizio, c'è tutto, quindi io ho visto bene o male là nello stabilimento cosa c'è, come si ragiona. La cooperativa è quella, l'organizzazione fa tanto, soprattutto in questi lavori un po' particolari.